Johnny, bentornato, bentornato. Sono proprio felice di averti qua. Sono passati un bel po' di anni, ci stavamo già perdendo a ricordare prima ancora di iniziare la chiacchiera. Dalla prima cosa che ci siamo detti prima di iniziare la chiacchiera, la prima domanda è stata: come stai? Bene, grazie. La risposta che invece vorrei da te, un po' l'ho cercata in questo gara 7, tra l'altro, per chi, ovviamente, per chiunque abbia a che fare con gli sport a playoff, gara 7 chiaramente indica un punto fondamentale, una svolta in qualche modo. Soprattutto indica il match in cui ti giochi tutto. Noi non ci vediamo davvero da tanti anni. Mi ricordo che si trappava in questo studio qua qualche anno fa, ma era il 2012, prima di tutta quell'onda lì. In mezzo c'è stato un sacco di roba, ci sono stati dischi, ci sono state soddisfazioni, delusioni. Come arrivi a questa gara 7? Allora, posso dire innanzitutto che adesso sto bene, nel senso il disco mi è servito un po' anche come terapia per buttare fuori un po' di malessere che ho accumulato negli scorsi anni. Tutto era comunque legato anche al fatto di riuscire ad arrivare ad un disco che insomma mi rappresentasse. E finalmente con quello che avevo in mano ero finalmente sicuro, almeno comunque tranquillo con me stesso di aver dato tutto. Anche questa frase è una frase che torna spesso nei miei testi, dare tutto. E quindi ti posso dire che adesso sto bene. Ecco, l'idea anche, no, di arrivare dopo una gara 7, quindi con quella la soddisfazione mista a calo di adrenalina, che è stanchezza positiva in qualche modo, no? Sì. La partita te la sei giocata, è una partita in cui il tutto che hai dato, il tutto che hai in questo momento si sente un enorme passo di maturazione. Ogni tanto torna con quelli di voi che conosco da tanti anni, perché un motivo c'è. Una volta il rap adulto non c'era, molto semplicemente a un certo punto prendevi e andavi a fare altro, anche se eri in F, quindi insomma il più grande forse, no, di tutti. Ora il rap adulto esiste, il che vuol dire che però bisogna continuare a misurarsi, da un lato ovviamente con tutte le dinamiche anche tecniche, la metrica, e dall'altro con se stessi. Ci sono un sacco di punti di ricerca di equilibrio in questo disco. C'è l'amore e l'odio, c'è l'insoddisfazione e il fatto che in realtà sia un motore positivo, questa insoddisfazione che non ti lasci fermo, c'è l'elemento del tempo. Davvero c'è una ricerca di serenità in qualche modo, affannosa. Eppure cazzo, gara 7 per definizione è la gara che l'equilibrio lo rompe in qualche modo, no? Se si arriva 3-3, gara 7 spariglia. Come hai capito che era il momento un po' per te di sparigliare le carte? Beh, diciamo che comunque la gara 7 rappresenta appunto questa ricerca di equilibrio. Quindi la mia gara 7 è più riferita al fatto che durante la lavorazione del disco ero proprio alla ricerca di questa, chiamiamola serenità, no? Il fatto di esserci riuscito, di aver pubblicato il disco e di aver raggiunto insomma questo stato di serenità, o almeno di relax momentaneo, insomma mi fa capire che un po' posso dire che parte di questa gara l'ho vinta in qualche modo, quindi il concept del disco gira soprattutto attorno a questa cosa qua, quindi... Tra l'altro parte di questa gara l'hai vinta, la gara non finisce, c'è la bellissima metafora in auto della strada, no? Che è veramente la metafora della vita, la strada va avanti e ci si augura si porti verso dove si sta andando in qualche modo. Però c'è una parte molto bella in cui io cito sempre male le barre, mi spiace, però in cui usi l'immagine del fatto che chi è abituato a pensare, pensa molto, quando guida pensa ancora di più. Cioè all'interno del percorso, quando si ha tempo, no, per fare un po' il punto sulla strada che si ha davanti, si rischia che il pensiero rallenti, perché magari crea ansie, crea preoccupazioni. E una delle ansie che percepisco, però di cui percepisco la via d'uscita, che personalmente io non ho ancora trovato, e quindi un po' ti invidio, è quella di un po' della nostra generazione, di essersi trovati all'interno improvvisamente di un mondo che ti espone tantissimo, i social, il giudizio degli altri, le reazioni che questo provoca in noi, no? L'odio a volte, il risentimento, la rabbia, perché ovviamente ci si trova a confrontarsi con persone che magari ti giudicano per quello che vedono. Come hai fatto? Intanto hai superato questa cosa? Sei riuscito veramente, citi anche il fatto che hai a un certo punto
chiuso Instagram, sostanzialmente. Sei riuscito un po' a disintossicarti da questo o a vivertela con più tranquillità? Beh, come ti dicevo prima, è tutto basato sulla ricerca di questa cosa, quindi cioè, è uno stato che ritrovi comunque momentaneamente in alcuni punti della tua vita, forse. È tutto ciclico. Sì. Nel disco questa cosa comunque traspare, no? Il fatto che c'è questa ricerca della serenità, però allo stesso tempo sono consapevole che ci saranno altri periodi difficili, Sì. no? Perché comunque la vita è fatta di questo, no? È fatta di momenti in cui ti si accumulano tante cose negative, però è sempre il mettersi alla prova che ti portano a migliorarti, anche come persona, non solo come rapper. Io sto cercando di lavorare su di me anche sul mio carattere, su come affronto le cose. Quindi oltre a una maturazione che io ricerco sempre nei miei dischi, a livello proprio artistico, una cosa che sto cercando di fare è proprio lavorare su me stesso, su come mi vivo questa cosa, che è fondamentale, riuscire a trovare l'equilibrio per godere alla fine del fatto che ho la possibilità comunque di fare ancora musica e di avere anche degli affezionati che sono lì ad aspettarti per 5 anni. Adesso il mio prossimo goal è cercare di essere più costante, arrivare in studio con leggerezza e non solo tirare fuori i miei demoni, ma divertirmi anche in studio, che è una cosa che è il mio prossimo obiettivo, trovare quella stabilità che ti permette anche di mostrare altri lati di te stesso. Ti si aspetta per 5 anni perché evidentemente hai seminato un racconto anche di te molto onesto e ti si aspetta come si aspetta un amico. Te lo dicevo prima fuori onda, no? Non abbiamo parlato per tanto tempo noi, ma ci conosciamo bene e ho trovato la risposta a come sta Johnny un po' nel tuo disco e nei tuoi ultimi dischi. Devo dire che in questo dicevi, sai, tutto è un po' temporaneo, anche il sollievo che a volte ci dà l'ansia è temporaneo, come l'ansia stessa. Forse quello che si impara maturando, o a meglio, quello che ho trovato nel tuo disco è la consapevolezza, anche quando si affrontano momenti difficili, che tutto sommato per esperienza arriveranno momenti in cui il peso lo senti di meno, arriverà il momento sti cazzi, in cui certe cose, minchia, anche sti cazzi, capito? Soprattutto quando le superi e ti guardi indietro, Esatto. è sempre meno pesante di come la vivevi. Sì, Quando la sì, superi sì, è ti guardi vero, ti indietro. sembra, vabbè, ma tutto sommato potevo... Vabbè, ma l'importante è averlo alle spalle. Certo. Comunque è tutta esperienza in qualche modo. E si dice il peso dell'esperienza, ma qua in qualche modo il fattore alleggerente dell'esperienza, quello che ti fa dire ok, ci sarà un dopo, vediamo di passarci dentro a testa bassa. Un po' si sente, anche l'idea della testa bassa proprio si sente, atleticamente quasi parlando, no? La sfida, il basket è veramente una metafora di vita. Sì, si toccano vari temi, anche la sconfitta in qualche modo, Esatto. anche imparare dalle sconfitte o comunque accettare le sconfitte. Poi comunque viviamo in una società dove dobbiamo essere sempre on point, perfetti, belli, freschi e senza nessuna debolezza, no? Però per me è fondamentale che nella mia musica venga fuori anche tutto questo lato umano, no? E secondo me si sente, tra l'altro è bello perché non abbracci solo te stesso in questo disco, ci sono brani in cui racconti anche di altre storie, o almeno le citi, no? Persone che fanno un lavoro bello e apparentemente appagante ma sono insoddisfatte perché non è il loro, persone che dicono di stare bene mentalmente, metà è vero e metà mente, Sì, esatto. e in realtà fai una bella foto di un momento, secondo me, sociale, inteso come proprio di società, non solo nel nostro paese, ma insomma abbiamo passato quello che abbiamo passato, ci siamo confrontati col dolore, collettivo tra l'altro, Sì, ci siamo confrontati assolutamente. con noi stessi, abbiamo avuto un sacco di tempo, ci siamo confrontati con l'imprevisto, cioè a capire tutti quanti insieme che a un certo punto può succedere qualcosa che prende tutti i tuoi progetti e te li Hai annulla. fotografato proprio il periodo in cui tutto il concept del disco è nato, dalla pandemia in poi, no? E alla fine quello che cerco di fare io quando scrivo è fotografare quello che ho davanti, le persone che mi stanno attorno, le mie esperienze. Quindi non è una cosa magari voluta, però appunto come dicevi tu è stato un periodo molto particolare un po' per tutti, quindi automaticamente tutto questo è finito nel disco. È per questo che in qualche modo
torno all'immagine, ci si sente un po' abbracciati dal disco, cioè è come se ci si ritrovasse in qualche modo, in un modo o nell'altro. Un altro degli elementi che secondo me il basket regala e che ho già citato si sentiva nel disco è il tempo, il fattore tempo, che tu citi come la ricchezza più grossa che hai, no? Sì. Ed è effettivamente alla fine... La cosa incredibile del basket è che il tempo è effettivo e il tempo va al contrario, cioè tu lo vedi quanto manca effettivamente allo zero, che è il punto di arrivo, ed è come se ti dicesse, guarda che tu ti puoi porre gli obiettivi, cioè fare più punti dell'avversario, ma quando questa roba finisce, cioè datti del tempo, no? Che rapporto hai ora, dopo anche la questione della pandemia, perché sicuramente il nostro rapporto con il tempo anche è cambiato, no? Nella Certo, pandemia. assolutamente. Che rapporto hai ora con il tempo? In che senso lo vivi come una ricchezza e come riesci a viverlo con serenità se ci riesci? Allora, lo vedo come una ricchezza soprattutto per il fatto che ho ancora la possibilità di fare musica, no? Mm. Non è scontato in un periodo come questo dove tutto è velocissimo. Rimanere fermo così tanti anni, poi arrivare con un disco comunque non facile, non un disco insomma leggero. Esatto. E avere ancora le persone lì affezionati che aspettano che tu droppi la tua musica super intima che in teoria parla dei tuoi cazzi, no? In realtà abbraccia anche la vita di altri. Quindi per me il tempo è prezioso per questo, per il fatto che mi sento anche fortunato ad avere questa possibilità. E dall'altro lato anche nel disco viene fuori tutto quel lato un po' di ansia che dà il tempo, no? Il fatto di dover essere sempre comunque produttivi, esserci in qualche modo comunque, essere sempre presente, no? Essere sempre sul pezzo. Quindi comunque nel disco appare sia il lato, insomma, in cui mi sento fortunato di avere del tempo, e il fatto che comunque io capisco realmente l'importanza di avere del tempo. E sia il lato, insomma, un po' ansioso del non perdere tempo, no? Chiaro. E nel disco vengono fuori queste cose. Io ho sempre citato il tempo nei miei pezzi, perché comunque anche il mio vecchio disco Memory si basava sui ricordi, quindi comunque anche quello è collegato. Tra l'altro lo citi in tutti i modi possibili il tempo, come qualcosa che scorre, come un qualcosa dentro il cui muoversi, come qualcosa che magari può mettere ansia o stimolare, ma anche quasi come qualcosa di ritmico, dei tempi di 1-2, cioè è veramente un elemento fondamentale nella tua narrazione, ma quasi anche nella tua tecnica. La verità è questa, cioè tu fai un uso molto preciso del tempo nel tuo rap da sempre. Si sentivano, devo dire, molto più chiaramente nei dischi precedenti dei punti di riferimento chiari. Ora, quello che ho sentito in questo lavoro è uno stile molto personale, nel senso che posso immaginare, ne abbiamo parlato, no? Di quali siano gli artisti che in qualche modo ti hanno influenzato in questi anni. Sei riuscito forse a trovare una quadra su te stesso, mescolandolo con quello che è tuo. A livello tecnico, in questo momento, tu ti trovi cresciuto? Cioè ti capita di andare... Allora, riascolti poco quello che hai fatto, ok? Ma ti capita di trovarti cambiato dal punto di vista proprio del rap? Allora, sì, anche se quando scrivi testi rap, sei sempre comunque il mix delle cose che hai ascoltato, no? Ci sono artisti che ho ascoltato da ragazzino che penso che ancora adesso mi influenzano perché comunque quando tu sei nella parte embrionale del tuo percorso, Certo. quello che ti influenza proprio all'inizio del tuo percorso, secondo me te lo porti Sono le fino alla radici. fine, fino alla fine. Quindi sicuramente gli artisti che ho ascoltato sono un mix, sono il risultato di tutti gli artisti che ho ascoltato e che più mi il piacciono. talento personale. Certo, sì, quello senz'altro. E probabilmente anche questo, cioè passa il tempo, si aggiungono artisti, si mescola, Sì, c'è anche un lavoro quasi inconscio, immagino, che si fa. Mi sento maturato perché mi sono semplificato molto, soprattutto nel linguaggio. Quella è la fase più difficile, no? Cercare di essere il più semplice possibile senza perdere profondità, no? A volte quando riascolto le mie cose più recenti noto questa cosa, che non ho più quell'esigenza di in qualche modo impressionare chi mi sta ascoltando, cioè voglio arrivare dritto al punto. Eppure, infatti, il risultato
è quasi in realtà proprio quello per paradosso, nel senso che la punch è per definizione una roba che arriva in maniera molto semplice e diretta e però arriva con dietro un mondo. Non so se definirei punchline quelle che arrivano nel disco, però per me lo sono, cioè ci sono dei momenti in cui dico minchia Johnny, per citare, cioè hai toccato veramente quello che dovevi in 2 barre, boom. Storia successiva. E quindi hai raccontato davvero tanto in questo gara 7. Hai detto che ora stai bene. Immagino che la musica abbia ancora un po' un effetto terapeutico, e uso questa parola in un momento in cui tanti stanno riflettendo sul fatto che ci sarebbe bisogno di un po' di terapia a livello Sì. generale. Il rap è un genere in cui si ha l'opportunità di scrivere tanto, no? Mi ricordo che ai tempi Gamon mi disse faccio il rapper perché voglio scrivere tanto, se no cioè quando Certo, canti hai certo. molto meno, hai strofe molto più brevi. Quanto ti serve ancora a buttare giù le cose? A penna o sul cellulare o insomma? Quanto mi serve? Mm. Tantissimo. Cioè, comunque anche questo disco lo dimostra, è una specie di viaggio per, insomma, liberarmi di Mm. tutti i miei demoni e tutte le mie paranoie. Quindi sì, ancora ho quell'approccio alla scrittura che avevo quando ho iniziato. Mm. Quindi quando ero ragazzino, avevo 14 anni, scrivevo i miei primi testi rap, mi infilavo nella mia stanza, non uscivo fin quando non mi ero sfogato Mm. su tutte le mie questioni. Quindi l'approccio è ancora Mm. quello. Penso che comunque scrivere in generale faccia bene, buttare Mm. fuori i propri pensieri. C'è un segreto in realtà che ci confidi e che bisognerebbe portarci a casa e farne tesoro, lo fai in una traccia ben precisa, perché per tutto ciò che odi e che in qualche modo ti carica di energia negativa, perché questa è l'unica cosa che fa, ci sono almeno altrettante cose che ami e che tutto sommato se si concentrasse una percentuale maggiore della nostra vita su quello, magari avremmo un respiro un po' più sereno, no? Hai proprio spiegato il concept del pezzo. E beh, Guarda, ma è un bel segreto, perché, guarda, adesso ti racconto una cosa che non c'entra un cazzo, e magari questa è proprio una roba perché siamo noi. Sai quelle serate sbattimento che vai a casa e fai un bel lavoro, però hai tutte le pressioni, le cose, e proprio percepisci l'ansia? Ecco, in una di quelle sere mi ha scritto una mia compagna delle superiori, che non vedevo da anni, beh, come va, di qua, di là. Gli ho detto, guarda bene, sì, bello, ma è un periodo peso, faccio un lavoro pesantissimo. Mi fa, ma cosa ti lamenti? Fai il lavoro più bello del mondo. Ma cambio di prospettiva, mi piace il mio lavoro, sì, lo adoro. Vabbè, andremo oltre. Cioè, il segreto è davvero guardare a quello che si ama. Ne fai un bel elenco di quelle cose lì. Tu sai che in genere qua e lo sai perché ci conosciamo da 11 anni. Si comincia da qual è il piatto preferito. E invece, questa roba te l'ho già chiesta, ti chiedo cos'è che ti fa stare bene adesso? In questo momento qua, che dici, boh, finalmente adesso posso staccare e fare questa roba, ricaricarmi con questo. cosa mi fa stare bene Mm. adesso? Eh, Sicuramente adesso iniziare a portare in giro il disco. Cioè, Mm. è da quando praticamente è uscito che mi immagino appunto quando i live inizieranno a Mm. girare. Voglio vedere insomma un po' quanto chi mi segue si sta affezionando ai pezzi. Mm. Questa è una cosa che sto aspettando e spero che mi renda felice. Quindi c'è ancora un sentimento di amore verso questo lavoro. Assolutamente, Mm. assolutamente. Infatti anche come te ogni tanto bisogna fermarsi e rendersi conto di quanto Sì, siamo fortunati a sì. poterlo ancora fare, insomma. Sì, è un bel pensiero ancora in qualche modo, Sì, no? sì, sì, sì. Anche perché tutto sommato facciamo un bel Sì, e gioco. poi valorizza comunque il fatto che magari sta cosa la sognavi da quando eri ragazzino, Bravo. no? E anche tutto l'investimento e il lavoro che ci hai fatto, che magari a volte non lo vedi proprio perché sei nello Certo. struggle. Poi le aspettative forse un po' ti distraggono, no? Sì, sì, anche perché te ne senti addosso magari una misura Sì. eccessiva, Però no? è giusto così che la strada sia comunque impegnativa. Anche perché è un bello stimolo, perché Sì. poi se devi rispondere, se ti dai delle aspettative, poi le risposte arrivano. Tornando al fatto che il rap è diventato adulto, arrivando un pochino in fondo, la cosa curiosa è che state dimostrando come generazione, anche con stili molto diversi, perché un'altra delle cose che è successa mentre in questi 12 anni, 11 anni sicuramente da cui ci conosciamo, è che il rap ha potuto prendere strade anche tecnicamente molto diverse. Prima c'erano delle regole non scritte, no? Sì. Dalle quali non ci si muoveva, qualcosa ha rotto l'argine e ora si va un po' dove si vuole.
E soprattutto ci sono tanti modi anche di poter raccontare la propria età adulta, il proprio passaggio verso l'età adulta. Come ti trovi oggi nel gioco del rap italiano? Cos'è che ti piace e che non ti piace? Allora, sicuramente è un bellissimo momento perché, insomma, tutte le sfumature del rap vengono rappresentate. Appunto, come dicevi prima tu, c'erano delle regole, prima era molto più rigida come cosa, però penso sia normale il fatto che il genere sia cresciuto a livello di attenzione da parte del pubblico. Questa cosa è positiva perché ti dà la possibilità di ascoltare diverse ramificazioni del genere e per ogni nicchia sembra che ci sia comunque spazio, no? Secondo me questa è una cosa bellissima, che appunto mancava 10-15 anni fa. Poi è chiaro, ci sono delle cose che non mi piacciono a livello proprio stilistico, però io ascolto anche tantissime cafonate. Cioè, Madonna, anch'io. La gente pensa che io comunque faccio questo tipo di rap e ascolto solo il rap Robe che super dice delle mega, cose. esatto. In realtà mi faccio prendere dalla vibe. Una cosa che ci dimentichiamo spesso è che la musica va anche contestualizzata. Cioè, se sono in macchina con gli amici a cazzeggiare, è giusto che a finestrino basso, ci ascoltiamo bounce. Future, ci ascoltiamo Playboy Carti. Poi è chiaro, se devo viaggiare, ascoltarmi un disco per concentrarmi sui testi e ciò, che ne so, 2 ore di volo da farmi, mi ascolto un disco profondo, insomma. Certo. A volte sembra che il pubblico vive questa cosa come se fossero appunto delle squadre, no? Cioè io ascolto quel tipo di rap, ascolto quell'artista lì, quindi non mi interessa del resto. Oppure se ascolto quella roba lì deve essere in contrapposizione. Esatto, c'è questa cosa. Invece è bello che comunque questo è un bel periodo perché comunque c'è tantissima roba diversa. E penso sia una cosa molto adulta anche questa, cioè nel senso è proprio tipico, no, di una certa fase della propria vita dire io sono questo anche in contrapposizione a quello e questo mi identifica. Quando si diventa adulti si capisce che si è tante cose, si può essere tante cose, no? Poi la musica è bella per questo, Minchia, perché comunque dipinge i momenti. È chiaro che se sono, cioè, durante una festa non mi ascolto il disco conscious, no? Esatto. Cioè, il bello della musica è proprio questo. Sì, tra l'altro poi l'hip hop nasce da tutta la musica del mondo, per cui a livello di campioni e cose un po' ce lo dovrebbe insegnare. 2 cose per chiudere. Io ricordo anni fa che si parlava un po' di punti di riferimento. Uno era nella musica ed era Kendrick, l'altro era nel basket ed era Kobe. E ti volevo chiedere un po' questo, cioè, uno, come trovi Kendrick in questo momento? A parte che tornerà in Italia, però è in giro con un disco, come al solito stranissimo, un altro di quelli che si aspetta e poi tira fuori una roba incredibile. Sì, vabbè, lui è, secondo me, il mito di questa generazione, veramente fortissimo. L'ultimo disco praticamente 2 settimane non ho fatto altro che ascoltarlo, leggendo i testi, cercando insomma di tradurre. Genio, proprio un genio. Che poi ci sono dei brani, cioè We Cry Together è un brano anche a livello di recitazione, cioè una roba davvero. Lui è proprio, ha toccato dei punti altissimi. E poi per chiudere appunto, come ti sei vissuto la botta di Kobe? Perché c'è un passaggio molto bello, un audio nel disco, no? In cui lui parla in italiano, che è un video che a me commuoveva quando già Kobe c'era, no? Arrivare in NBA, in panca e parlare italiano, cioè con uno sloveno negli Stati Uniti, cioè una roba veramente che botta è stata quella? È stato insomma importante come evento. Io ero affezionato a lui un po' perché era anche quel personaggio che con questa storia, no, che parte dall'Italia, in qualche modo nella testa di noi appassionati sembrava che un giorno ci fosse la possibilità di poterci scambiare 2 parole. Sì, sì, sì. Un po' per il fatto che a livello di mentalità c'ha quella cosa in più che ha sempre. Cioè se sei comunque uno che si interessa allo sport non puoi non rispettare una persona con un'etica così grande. Poi era il mio giocatore preferito già da prima, no? Mi piaceva i suoi movimenti, la sua mentalità. C'è questo video che su YouTube che si chiama Kobe Post Move e sono 20 minuti di lui che fa solo movimenti in post, ogni tanto me lo metto giusto per poi copiarlo al campetto, no?
e immagino provare a superarlo in versione discount. in versione discount, esatto. Senti, l'ultima domanda come sempre va fuori dall'hip hop. C'è una barra in cui dici che tra le cose che ami c'è la musica, anche quella del passato, cioè che anche se sono pezzi del passato in qualche modo e quindi come al solito ti chiedo un brano non hip hop con cui chiudere questa chiacchiera, che può essere un brano che è un tuo classico oppure con cui sei in fissa in questo momento, insomma portaci dove vuoi. E allora, non so perché l'altro giorno ascoltavo Bruno Martino Estate Ma con la mia ragazza in macchina, perché quando spunta il sole, arrivano queste temperature calde, quello è uno dei pezzi. È un pezzone, tra l'altro, il pezzo di Bruno Martino, bellissimo, stupendo. Bellissimo. Sì. No, poi questa cosa che dico nel pezzo, cioè brani comunque di altre epoche che comunque sono attuali adesso. Secondo me questa è una magia della musica incredibile. Cioè magari a volte nelle mie playlist anche di robe vecchie che mi costruisco, a volte ci sono dei brani incredibili che magari sono stati realizzati negli anni 70. Sta roba è pazzesca, che magari dice delle cose senti come parla di me sta roba. Esatto, come parla di me in questo momento. Sì, nel 2023 è una roba che è stata fatta magari 50 anni fa. Questo è un potere che ha la musica che è incredibile. La musica, l'arte e poi, cazzo, è proprio l'arte, cioè fotografare gli esseri umani in quanto, per come siamo davvero. Johnny, grazie davvero di essere stato a voi, con noi anche questa volta. Ti vogliamo davvero bene e ti aspettiamo al prossimo passaggio. Grazie ragazzi, anch'io vi voglio bene. Sono passato qui in tempi non sospetti, quindi mi sembrava doveroso esserci. Grande. Grazie. Bella Johnny, alla prossima. Bella.